Tribuna Amministrative 2020. Lucia Cavasin, di Mestre Mia, dialoga con i candidati consigliere al Comune di Venezia. Allora, buonasera a tutti, ben trovati qui di nuovo nel nostro salotto di Mestre Mia. Io sono Lucia Cavasin, siamo da ospiti dai fratelli Alessandro e Massimo Trevisan che ci hanno offerto il loro salotto come tutte le sere ultimamente. Ringraziamo Francesco Chicco Brunello che è sempre qui attivo con la sua telecamera e Sabrina Scarpa che è la nostra fotografa ufficiale. E salutiamo il nostro presidente Andrea Sperandio che stasera non è potuto essere qui con noi e Maria Laura Faccini che spero non rimpiangeremo. Allora, ricordo che siamo in diretta streaming, il video intero si potrà vedere da domani su YouTube, su Tribuna Amministrative 2020 e sul gruppo Mestre Mia. Invito tutti a scrivere domande via mail al nostro indirizzo amministrative2020@mestremia.it oppure scrivendo sulla chat che è in diretta. Questa sera continua la nostra serie di confronti a due fra i candidati consiglieri comunali di liste opposte. Abbiamo con noi Patrizia Peretti del Partito dei Veneti che sostiene Stefano Zecchi e Pierpaolo Dodds della lista Teracqua 2020 che sostiene Marco Gasparini. Buonasera. Allora, due brevi notizie dei nostri ospiti. Patrizia Peretti è nata a Venezia a 34 anni e laureata in giurisprudenza. È una libera professionista e lavora presso uno studio legale di Mestre. Politicamente attiva nel territorio del veneziano da circa una quindicina d'anni, ha appena concluso il suo secondo mandato come consigliere di municipalità di Mestre e Carpenedo. Ha quindi sempre voluto mettere a disposizione della città il suo impegno, soprattutto tentando di combattere il degrado che affligge la città e nelle sue più svariate forme. Ora ha accolto volentieri l'invito del Partito dei Veneti che è sceso in campo in questa competizione elettorale sostenendo il candidato sindaco Stefano Zecchi. Poi c'è Pierpaolo Dodds. Lui dice che un viaggio di 10.000 leghe inizia con un passo e questo motto riassume la sua filosofia e l'impegno che si sente di assumere. Dice che non servono grandi gesti isolati ma un impegno costante nelle piccole cose da parte di tutti. È nato a Venezia nel 1961 e risiede a Mestre da molti anni. Architetto e designer, ha lavorato fin dagli anni 90 alle problematiche relative agli aspetti ambientali e alla vivibilità dei nostri territori, nello specifico in collaborazione con il professor Marcello Mamli dello IUAV. È un padre putativo e grande ispiratore del sistema delle piste ciclabili di Padova e del piano traffico di Mogliano Veneto. Corretto. Ha inoltre elaborato percorsi sicuri casa-scuola, introdotti dal Comune di Vigonza, progetto che ha avuto anche una valenza pedagogica e di partecipazione avendo coinvolto negli anni gli alunni delle scuole e le loro famiglie. Presso il Comune di Padova ha elaborato il regolamento di arredo urbano e il piano degli impianti pubblicitari tuttora in vigore. Da 10 anni è responsabile del verde privato del Comune di Padova. Volete aggiungere qualcosa? Niente, a posto. Allora, cominciamo con la prima domanda, le municipalità. Dopo il referendum del 1° dicembre scorso, che i più strenui difensori del comune unico hanno compreso la necessità di amministrare Venezia e la terraferma con attenzioni, progetti e strategie specifiche per ciascun territorio. Da questo assunto alcuni candidati hanno espresso la volontà di ripristinare decisamente il ruolo delle municipalità come prima frontiera di raccordo con il cittadino. Voi cosa ne pensate? Come pensate di attuare questa problematica delle municipalità? Vuole cominciare lei? Comincio io. Allora, io, come ha detto giustamente prima, esco dal secondo mandato come consigliere di municipalità qui di Mestre Centro Carpenedo, quindi
non posso che sostenere l'utilità delle municipalità come strumento che è il primo baluardo dell'amministrazione nei confronti del cittadino. Devo però anche osservare che nel corso degli ultimi 10 anni il ruolo delle municipalità, il ruolo soprattutto anche poi dei consiglieri che andavano a rappresentare questa municipalità, si è svuotato totalmente, tolte deleghe, tolte competenze. Adesso, per come sono strutturate, per i mezzi che hanno a disposizione, sono totalmente o quasi inutili rispetto allo scopo per le quali erano state pensate e predisposte, comunque previste per legge, però hanno un loro sistema sotto. Quindi il cittadino che all'inizio fino a 5, dico anche 10 anni fa, poteva rivolgersi ai consiglieri, al presidente della municipalità, ai delegati per proporre le proprie istanze. Vogliamo fare un esempio, parliamo della cosa più bella che è quella della cultura, un'associazione culturale che si fosse rivolta al delegato della municipalità avrebbe trovato sul territorio mestrino, parliamo in questo caso di Mestre, pronta risposta o comunque un'attività pronta per poter dare risposte alle esigenze, alle proposte dell'associazione culturale, del pittore che volesse fare una mostra. Adesso tutto questo non è possibile. Depauperata di risorse, di spazi, io credo che così per com'è adesso, purtroppo, e dico purtroppo, le municipalità, se vogliamo allargare al di fuori di Mestre, servano a ben poco. È vero che è importante per l'amministrazione comunale mantenere comunque un rapporto con il territorio, quindi io credo che l'aver tolto delle competenze alle municipalità possa comunque essere superato, dando la possibilità a quelli che saranno i futuri consiglieri di qualsiasi partito siano, di mantenere i contatti con il territorio e portare al sindaco, agli assessori competenti, le istanze dei cittadini. Grazie. Che dire, sottoscrivo chiaramente in maniera piena. Forse ecco, c'è un aspetto legato in anni passati, in cui in qualche modo erano diventati dei piccoli mini parlamenti che avevano assunto, però tuttavia l'utilità è chiara e fondamentale, soprattutto in una realtà articolata come quella del Comune di Venezia, cioè non occorre neanche sostenerlo. E è ovvio che in un'ottica strategica queste municipalità sono state svuotate perché in fondo il potere doveva accentrare a sé e sappiamo che l'attuale entourage questo vuole e quindi è evidente che fa parte di una visione. Semmai noi dovessimo, o altre forze più sensibili a questo problema, è chiaro che uno dei primi passi sarà proprio ripristinarle, rafforzarle, magari pensare anche a strumenti nuovi, perché non è detto che il ricettore sociale o di problemi deve per forza essere una struttura chiamata tipo di quartiere o altro, può anche essere una struttura d'ufficio, non so, qualcosa del genere. In altri ambiti stranieri già lo fanno, non so, addirittura fanno le edicole. Uno va ai paesi del centro Europa, tranquillamente trova delle strutture, dei piccoli gazebo che sono dei ricettori di necessità, cioè nel senso uno ha un problema che può essere da quello stradale a quello anche di lavoro, e quindi fanno in qualche modo recepiscono l'istanza viene trasmessa e in qualche modo soddisfatta. Quindi possiamo anche immaginare strumenti diversi, ma che non ci sia più quel collegamento, quel cordone ombelicale che prima c'era e oggi no, è evidente e i risultati si notano e si vedono, insomma. Grazie, grazie. Se guardate più verso la telecamera vi ringrazio, grazie. Che non mi ricordavo più di questo aspetto. Altro problema grosso di Mestre è il commercio, il settore del commercio che è in grave difficoltà. A Mestre da tempo la situazione è drammatica e il lockdown sembra abbia dato il colpo di grazia ad una sofferenza economica già in atto da tempo. Allora, si sostiene a ragione che dove un negozio chiuda inizia il degrado. E a Mestre ci sono intere zone di negozi chiusi e ne vediamo chiudere in continuazione. E lo shopping district, fortemente promosso dall'amministrazione più di un anno fa, non sembra abbia ottenuto dei risultati sperati. Voi cosa pensate di poter proporre per il commercio, soprattutto a Mestre?
Ma allora, io parto da un'idea che ho sposato volentieri ed è il motivo per la quale sono qui, che è quella proposta dal candidato sindaco Stefano Zecchi, che è la visione di una città di Venezia, Venezia inteso come comune, quindi che ricomprenda anche Mestre, a statuto speciale. Creare Venezia, parliamo anche Mestre, ma parliamo di comune a statuto speciale, significa poter dare la possibilità alle imprese, ai residenti di reagire diversamente a quelle che sono le problematiche che adesso hanno. È un'idea ambiziosa, ma ambiziosa non vuol dire impossibile. Darebbe modo di defiscalizzare, per esempio, quelle che sono le spese delle attività commerciali. Allora già un'idea di questo genere mi porta a pensare che possa essere corretta. Poi c'è da dire che è anche tutto collegato, perché il commercio va di pari passo con la cultura, va di pari passo con la residenzialità, quindi questo potrebbe essere un primo strumento per dare risposte alla città, per dare risposte anche a Mestre, perché parliamo Venezia, diciamo Venezia come comune, ma qui parliamo soprattutto questa sera di Mestre. Come diceva lei giustamente prima, i negozi chiudono uno dopo l'altro, i negozi chiudono perché non sono in grado di sostenere il più delle volte i costi degli affitti, spesso troppo alti, ma anche i negozi di proprietà non riescono più a portare avanti quella che era la loro attività. Non c'è risposta neanche da parte dei residenti, che sono spinti magari verso i centri commerciali fuori della cerchia del centro urbano. Questi sono problemi triti e ritriti che abbiamo affrontato credo in tutte le sedi e molte volte, che però così per come sono stati affrontati fino ad oggi è chiaro che non hanno trovato una risposta che credo possa essere trovata con questa alternativa, che è possibile per dare un largo respiro alle attività commerciali. Io credo che sia la base del nostro tessuto sociale. Siamo ospiti questa sera in quella che è un'attività commerciale che ha avuto voglia di buttarsi, di lanciarsi in una nuova avventura, mettere a disposizione il proprio spazio per un'associazione. Allora anche queste sono le cose che possiamo pensare di portare avanti, però possiamo pensare di portarle avanti se non siamo soffocati da un'amministrazione statale, perché non parliamo solo di comunale chiaramente o regionale, che continua a soffocare le attività commerciali. Il largo respiro può essere dato a tutte le vie di Mestre, perché se noi diciamo i negozi in centro a Mestre chiudono, non stanno chiudendo solo in centro a Mestre, stanno chiudendo anche a Carpenedo, non è solo via Piave, però dove si è cercato di creare qualcosa di diverso, qualcosa si è mosso e si è ripreso. Penso a Via Costa, che fino a un 7-8 anni fa era nel più completo abbandono, nel più completo degrado, che adesso con l'apertura di nuovi esercizi commerciali si è risollevata. Allora io credo che come ce l'ha fatta Via Costa possano farcela anche tutte le altre strade, piazze, piazzette, piazza del centro, a maggior ragione se riusciamo ad avere delle proposte concrete per poter eliminare la pressione che c'è anche sulle attività. Grazie. Il problema negozi è un problema notevole, gigantesco, anzi per certi versi. Come sempre, questa è una critica che faccio, bisogna un po' capire anche i scenari anche europei. Un problema del genere è stato affrontato nel 1989 a Berlino. Berlino, quando cade il muro di Berlino, si trova con l'altra parte, l'est, migliaia di locali che erano abbandonati, edifici, tutta la parte ex sovietica era praticamente un enorme cantiere più o meno di case, tra l'altro ancora distrutte dalla seconda guerra mondiale, ma con un sacco di attività. Cosa fa il governo dell'Ovest? Prende, comincia a requisire e a nazionalizzare in maniera dura tutti i locali e praticamente li affitta a prezzo politico, proprio banale, cioè 10 euro al mese, niente, no? Improvvisamente la Berlino Est diventa praticamente un incredibile luogo, una fucina delle attività culturali, commerciali, direzionali, di tutto, insomma praticamente Berlino nel giro di 15 anni diventa la terza capitale culturale europea, anche quasi mondiale, proprio per questa politica. Ora è chiaro che se uno dice ma come facciamo qua?
Beh, per esempio, il problema è duplice, no? Perché da una parte abbiamo la fine, diciamo, di attività legate ai centri commerciali, alle attività che in qualche modo sono diciamo devastanti, perché è chiaro che la cintura urbana di Mestre non ha pari, penso, da nessuna parte d'Italia. Insomma, ormai abbiamo una quantità di supermercati talmente elevata che ovviamente è difficile che oggi un alimentare possa aprire. Ma se immaginiamo una partecipata che in qualche modo comincia a fare una sorta di ATER dei negozi, cioè che compri i negozi e li rimetta a bando a prezzo calmierato, addirittura irrisorio. Questo fa da volano a una serie di attività, magari molti falliscono, altri potranno prendere, ma è quello che è successo a Berlino. All'inizio non è che tutte le attività poi sono continuate, ma ha creato l'humus su cui si poteva costruire una serie di fenomeni. Ovvio, come sempre, in una realtà complessa come quella italiana, dove la burocrazia è quello che è, diciamo, non è facile, ma basta in qualche modo. Tra l'altro sono tutti oggetti di finanziamenti europei, questo tipo di iniziative, quindi possiamo anche immaginare che una volta individuato il metodo, uno poi comincia a creare i presupposti per creare. Comunque c'è un discorso epocale, perché possiamo immaginare che siamo nel XXI secolo, cioè l'economia così come l'avevamo conosciuta nel XX secolo è finita, quindi certi tipi di cose non ci saranno mai più, non è che, ma possiamo immaginare di in qualche modo creare o ritardare certi fenomeni, oppure addirittura creare nuove strutture. Questi, per esempio, qui giustamente la signora diceva che un negozio fa da studio televisivo, no? In qualche modo. Ma ci sono negozi, librerie che sono profumerie o bar, oppure ci sono attività miste ormai, no? Cioè dove la vecchia vendita pura è stata soppiantata da attività promiscue che fanno una serie di con attività, no? C'è libreria che però è anche un po' bar, tipo il Feltrinelli, per dire, ecco così, e che a quel punto là dobbiamo immaginare anche una classe imprenditoriale diversa, ma con gli affitti che ci sono, dove chiedono ancora 900 euro per 30 metri quadrati, è evidente che non c'è proprio profitto, non ci sono più margini economici per poter avviare. Quindi dobbiamo immaginare che una delle politiche, insieme a quella fiscale, a quella di non so, ridurre l'IMU o altre forme fiscali, eccetera, è quella di azzerare il costo dei locali, in qualche modo, dove possibile ovviamente, perché non è che uno oggi dice, vabbè, però dobbiamo anche immaginare delle realtà in cui questo è possibile, ma ormai abbiamo negozi sfitti da decenni, io non so, ci sono dei negozi da San Marco, sono chiusi da almeno 10 anni, cioè, quindi immagino che anche un proprietario che là, senti, dammelo, perché tanto penso che ormai quale profitto ti può dare più questo negozio, paghi solo tasse, magari si riesca ad averlo anche a un prezzo. Quindi immaginando un fondo europeo oppure un fondo di investimento, comprando una certa quota di negozi, 100, 200, 300, non so, immaginiamo questo, possiamo anche immaginare che si creino dei presupposti economici per incentivare. Ci sono tanti ragazzi che magari aprirebbero un'attività sapendo che il costo locale è quasi prossimo allo zero, o comunque naturalmente non potrebbe essere una soluzione per sempre, è un bando in cui dici vabbè tu stai qua 5 anni, 6 anni, 7 anni, quello che è, e poi dopo devi immaginare che una volta avviato tu una start-up in qualche modo. Però ecco, diciamo che dobbiamo porci davvero che tipo di soluzione in qualche modo intraprendere, per non parlare poi sotto l'aspetto urbanistico, perché oggi come oggi nei negozi non possiamo immaginare residenza, cioè la destinazione d'uso commerciale direzionale non è residenziale. Quindi con punto di domanda, io non ho soluzione, perché probabilmente poi dovrebbe discutere anche chiaramente se, ma queste enormi quantità di locali, di superfici e di volumi, che cosa dobbiamo fare? Non è che tutti possono essere garage, e quindi dobbiamo anche porci questo problema, per cui però chiaramente non far nulla come adesso non porterà altro che a peggiorare la situazione. Bene. Avete tutti e due fatto uscire la parola cultura in tutti i vostri discorsi. La cultura a Mestre e terraferma non è di certo sufficiente per un territorio così vasto. Mestre è la terza città del Veneto e si merita giustamente un'attenzione e una stagione culturale adeguata. Qual è il suo progetto per ripensare la funzione e l'offerta culturale per la nostra città? Allora, questa probabilmente è la domanda più difficile che avreste potuto fare. La cultura io la metto al primo posto in generale, perché non c'è solo la cultura intesa nel senso del museo, no? La cultura è un po' la cultura di tutto, la cultura di prendersi cura della propria
della propria città. Se parliamo della cultura in senso stretto, la proposta che c'è adesso a Mestre è alta, ma è sfruttata pochissimo. Allora, io non posso pensare che debbano essere delle associazioni del territorio che promuovano delle mostre di pittura, non posso pensare che sia una delle associazioni del territorio che tiene aperta con dei turni volontari la torre civica, che è un po' il simbolo di Mestre. Non posso pensare che i resti della Porta Altinate che sono in Parco Ponci siano ridotti a un fazzoletto di terra e di erbacce dove chi passa butta maleducatamente i bigliettini del parcheggio. Mestre secondo me ha la potenzialità per aprirsi a un tipo di cultura differente. Non dimentichiamoci che abbiamo i forti, abbiamo una buona rete, si può sempre migliorare, ma una buona rete anche di piste ciclabili che permetterebbero un collegamento uniforme e un tipo di cultura anche differente, sia per i mestrini che anche per i turisti e le persone che possano provenire da fuori città. Io credo che soprattutto bisogna alzare la testa e togliersi l'idea di essere la sorella sfortunata di Venezia. Ecco, perché Mestre non è questo, certamente ha una storia differente, ma differente non vuol dire che sia minore. Dico anche che probabilmente sarebbe interessante e opportuno coinvolgere quello che è il mondo della scuola, soprattutto la scuola primaria, i ragazzini più piccoli, che sono quelli che poi dovranno portare avanti la cultura di Mestre, riuscire a inglobarli in un progetto che permetta da un lato loro di scoprire quali sono le origini loro, della loro città, e che un domani gli consenta di trasmetterla ai fratellini più piccoli, agli amichetti più piccoli e un domani anche ai loro figli. Quindi io credo che il tutto vada rivisto in un'ottica generale e non ci si debba fermare nel dire che Mestre non ha niente, perché Mestre non ha niente. Sono stati fatti nel tempo degli errori madornali, ma ormai sono stati fatti, penso a Parco Ponci, che era bellissimo. Io ho visto delle foto perché avevo 34 anni, non ero ancora in grado di intendere volere, ho visto delle foto. Adesso c'è un parcheggio, quello che ricorda il parco, mi hanno detto, è quel fazzoletto di terra con 4 panchine, con le cacche dei cani, perché diciamo dei padroni maleducati, e con la gente seduta lì a bere. Ecco, allora quello non è il ricordo che io voglio di Parco Ponci. Io mi aspetto una foto enorme di Parco Ponci con scritto abbiamo sbagliato, era così. Quel poco che è rimasto valorizziamolo e creiamo anche qualcosa di nuovo, perché le proposte culturali, gli spazi per poterlo fare ci sono. C'è l'ex Provvederia che è uno spazio straordinario che non è utilizzato, e anche quello andrebbe inglobato in un percorso differente di cultura che a Mestre secondo me è possibile fare, che dovremmo avere la forza di voler fare anche con l'aiuto delle associazioni, ma non solo basandoci sull'operato dei volontari. Grazie. Prego. Mestre mia l'ha approvato. Appunto. Ok. Cultura. Cultura. Allora, cultura deriva dal latino seminare, quindi il primo cosa che io farei, se io potessi, insomma, diciamo, è ricreare la memoria. Quando Varsavia nel 1945 fu convertita a Sassuolo, e gli architetti si ponevano il problema di come ricostruirla, se ricostruirla moderna con gli stilemi dell'architettura socialista o rifare le architetture del Settecento che avevano solo i quadri del canaletto che riprendevano la piazza di Varsavia. Decidono di ricostruire il falso, cioè ricostruiscono le facciate, quei pezzi che avevano. Infatti se uno adesso va a Varsavia vede un falso, ma perché li ritenevano? Il dibattito fu lunghissimo e molto combattuto, perché come con diciamo, gli internati nei campi di concentramento, l'importante è la memoria è la cosa più importante che uno ha. Togli la memoria a una persona, togli la sua identità. Quindi la prima cosa da fare è ricostruire la memoria di Mestre. Come la fai? Con un museo. La prima cosa che si deve fare assolutamente è ritrovare un luogo dove mettere tutte le memorie, anche non particolarmente con criteri museali
avanzati, basta anche un antiquario. Se andate a Conegliano, sulla collina che porta sul colle dove c'è la torre, c'è un bellissimo museo. Questo museo è praticamente proprio un antiquario, cioè è un museo che raccoglie un po' le memorie storiche dal Neolitico fino ai Romani, al Medievale, anche ai pezzi fossili, c'è un po' di tutto. Non importa, nel senso non è un museo in senso lato, è una raccolta più che altro, ma comunque dà l'identità agli abitanti di Conegliano, spiega un po' tutta una serie di cose. Mestre che ha il triplo, il quadruplo di popolazione dovrebbe, cosa che invece il sindaco aveva negato fin dal suo insediamento, avere questo luogo. Perché Mestre, fino a prova del contrario, è più antica, ma molto più antica di Venezia. Cioè, i primi insediamenti di Mestre possono addirittura ricollocare tra il VII e l'VIII millennio avanti Cristo, cioè siamo proprio del Neolitico, c'erano i primi insediamenti, c'erano i paleoventi, ma avevamo proprio dei insediamenti antichissimi in questa realtà. Infatti c'era una famosa piroga trovata, mi pare se non ricordo male, a Coin, che era questo resto di questi aiutanti di scambio di fondazioni. Tuttavia, a prescindere dagli oggetti che uno va a collocare, è importante questo aspetto di dover in qualche modo creare il tassello all'interno di un museo. Dopo la cultura va costantemente in qualche modo implementata, aumentata e consolidata, perché come sempre abbiamo detto, abbiamo avuto fino a qualche anno fa che il presidente della Biennale diceva che a Mestre non si fanno manifestazioni della Biennale, quindi è una negazione comune in senso lato. Adesso a Porta Marghera per fortuna si degnano ogni tanto di fare qualche padiglione della Biennale d'arte o del cinema, quindi in qualche modo coinvolgere questa città, che fino a prova del contrario ormai è una località che ha 5 volte ormai gli abitanti di Venezia insulare, in forma continua e continuamente in qualche modo attraverso tutte le arti possibili, non solo cinema, teatro e quant'altro. Insomma, trovare mi il zingero un po', scusate l'enfasi. Allora, se dico ex Umberto I, è un tasto dolente. Abbiamo visto l'altro giorno la presentazione di questo plastico. Cosa ne pensa lei? Allora, è un tasto dolente da tanti anni. Io credo fondamentalmente che la prima cosa che si debba fare è trovare una soluzione in modo da eliminare questo problema, perché è brutto, è orribile passare in una delle, comunque quelle che sono le strade più belle di Mestre, una zona centrale, e vedere quello che è rimasto, una cosa sventrata. Io non riesco neanche a descriverlo, trovo una cosa veramente orrenda. Se ci sono delle soluzioni che possono essere utili alla città, io mi auguro che possano essere coltivate, sia che possano avere un'utilità per chi investe per il privato, sia che abbiano anche un'utilità per la città. Quindi nel momento in cui vengono pensati anche degli spazi che possano diventare dei luoghi di aggregazione, dei punti di incontro, sicuramente può essere positivo. Io direi questo più di tutto, insomma, una risoluzione rapida del problema, se è questa va bene. Ma per me invece una sconfitta sotto ogni punto di vista. È stata una sconfitta perché l'occasione è mancata per il comune, dico, ma non c'erano i 26 milioni di euro, non so, vabbè, si trovano soltanto, ogni tanto scopriamo vari investimenti discutibili, però là lui è mancata questa volontà di in qualche modo appropriarsi di uno dei luoghi più importanti della città, sia storicamente, per centralità, per situazione. Adesso c'è questa iniziativa privata, però questa iniziativa privata è la solita iniziativa legittima che vede un grande imprenditore dei supermercati fare un intervento che spezzetta tutte le varie aree verdi, ma di fatto non crea quel, in qualche modo, Hyde Park che avremmo potuto avere in quella realtà. Sarebbe stato un meraviglioso orto botanico, sarebbe stato un fantastico giardino, visto che aveva le fiume, e invece avremo i soliti supermercati sicuramente, poi ci saranno questi famosi centro direzionale commerciale terziario avanzato,
che siamo ormai pieni, non so, ce ne sono dappertutto, continuano ad essere vuoti peraltro, e erano già il primo tentativo era fallito, no? Se vi ricordate, i grattacieli famosi, perché poi i vari concorsi, quindi non so, tra l'altro anche sotto il profilo botanico avere tanti pezzi non è come avere un grande pezzo di verde. Se io, cioè, un conto che io metto il verde al centro della progettazione, un conto che il verde diventa il residuo di quello che non è occupato a livello edificativo. Sono due cose, concetti completamente diversi, senza nulla togliere alla bontà del progetto. Io non l'ho visto, non vorrei anche dire stupidaggini, perché dopo... Però il concetto è che è un'occasione mancata, come è Parco Ponci. Parco Ponci abbiamo distrutto un giardino e oggi ancora diciamo che bello che era quel giardino che c'era e non c'è più, e oggi perdiamo l'occasione storica di creare un fulcro verde, tra l'altro in una situazione di disastro ambientale imminente, perché noi ricordiamoci che una città come Mestre è una città caldissima e lo sarà sempre di più, perché è troppo edificata. E quindi quell'area verde aveva la funzione di raffreddare, come un parcheggio scalda. Quindi quando uno fa una fotografia all'infrarossi vede proprio delle colonne, e infatti se andate fuori, insomma, quando Mestre presenta 42 gradi, 41 gradi, che neanche a Tunisi ormai c'erano, adesso questa è la realtà. Quindi ecco, per me con molte riserve, no? Adesso poi come bisogna approfondire, non vorrei, insomma, c'è il rischio di essere magari superficiale, insomma, però per me è un'occasione sicuramente persa. Valorizzazione storica. Cosa prevede il vostro programma circa la valorizzazione dell'antica storia della città di Mestre? Che progetto pensa che si potrebbe ideare per esempio per la riqualificazione di varie aree storiche e anche vincolate della città sulla gestione dei forti e in generale per potenziare la conoscenza della storia di Mestre? Sì, diciamo che in parte con evidenziare le aree del Parco Ponci piuttosto che sì, diciamo in parte abbiamo già risposto prima, aggiungiamo ancora qualcosa. Sicuramente le poche targhe che ci sono, che spiegano quelli che sono i centri, i punti storici della città di Mestre, quelle poche che ci sono rovinate, sono quasi illeggibili, quindi anche questa è secondo me una delle cose, anche delle prime voglio dire, che si può fare, rivedere la cartellonistica. Fortunatamente vedo che in buona parte delle strade quando vengono sostituiti i cartelli, parliamo della toponomastica, adesso viene indicato, questa è una battaglia che è stata portata avanti fortemente anche dalla nostra municipalità, viene indicato sotto di chi si stia parlando, quindi poeta, scrittore, anche questo in un qualche modo fa parte della cultura. Dopodiché ci sono anche delle persone importanti che hanno vissuto, che hanno visto, che sono nate a Mestre. Io vorrei sapere, andando in Piazza Ferretto il venerdì alle 6:30, ora dell'aperitivo, fermando un po' dei nostri giovani, chissà chi era Erminio Ferretto, piuttosto che chissà chi era Giovanni Felisati. Allora ci sono dei legami del territorio anche nella toponomastica stessa con la storia. Queste secondo me sono le cose che vanno valorizzate. Poi ripeto, in un'ottica, anche se vogliamo ragionare in maniera più ampia di città metropolitana, Mestre è l'apertura verso la città metropolitana, quindi pensare anche di collegarla in maniera efficiente a quelle che possono essere via mare o via terra, perché ricordiamoci che abbiamo anche noi lo sbocco sul mare, con altre realtà del territorio. Penso anche a Quarto d'Altino per esempio, che per certi versi storicamente ha delle origini che possono rapportarsi a quelle di Mestre. Penso potrebbe essere un progetto interessante e doveroso. Diciamo che abbiamo in parte già risposto. Sì, diciamo, insomma, fine sì, è un lavoro lungo, impegnativo, perché proprio abbiamo tanti decenni di vuoto. No, sorridevo perché pensavo alla Ferragni, che sicuramente se chiedi chi era Ferragni, effettivamente adesso lo sappiamo, visto che ha avuto anche il premio per la cultura a Venezia. E quindi bisogna fare un ragionamento diverso dalle scuole. Per esempio,
visto che l'antichissima origine di Mestre, una bellissima cosa che c'è, non costerebbe neanche tanto, sul lago di Ledro, sul Trentino, c'è un villaggio ricostruito del Neolitico. Allora, a parte la delle palafitte, eccetera, la cosa bella però che i bambini vanno là e si mettono a fare l'esperienza di fare il pane, fare gli archi, cucire le cose, e sono contentissimi, perché immagina una bambina che si mette lì a pasticciare e mettere in forno quelle cose, no? Ecco, loro utilizzano questo mezzo per spiegare ai bambini, non solo trentini, ma anche tutto, perché ho visto anche veneti e altro, diciamo la storia in qualche modo, no? Quindi se noi potessimo nei forti nostri fare una sorta di location o di ricostruzione un po' ottocentesca, con far vedere al bambino com'era, ecco, dai, niente ti lascia più un'impressione di quello, perché quando sarai grande a 40 anni ti ricorderai ancora che avevi fatto il pane o costruito l'arco in quel modo. Ecco, questo è fare cultura, oltre a tutto il resto, ovviamente. Adesso è chiaro che ci metti cinema, ci metti quello che vuoi, ovviamente, no? Però c'è necessità estrema di, come diceva, dobbiamo finirla che Mestre è solo il dormitorio di Venezia o di altre realtà. Mestre è questa città particolarissima, bellissima, fatta di 100 realtà, perché effettivamente così abbiamo Palestrina, abbiamo Chiodi, Murano, ma io sono anch'io convinto che ormai ragioniamo in termini metropolitani. A Londra, quando vai a Londra, atterri a 60 km di distanza dal centro, perché è come noi atterrassimo a Rovigo ed è sempre Londra alla fine, no? Perché ormai questa è la realtà. Io lavoro a Padova, ma per me andare a Treviso, cioè, c'è una visione che non è più solo locale, no? È un po' così. Quindi a questo punto, però, ciò non toglie che nel caso specifico di questa realtà che viviamo dobbiamo fare questa rivoluzione, questo passo non da poco. Parliamo di tradizioni storiche. Quale progetto ha in serbo circa le feste e il rilancio delle tradizioni storiche della terraferma, come la festa di San Michele, che è il patrono della nostra città, San Martino in strada, la presa di Forte Marghera del 22 marzo del 48, la sortita, la battaglia di Ponte della Campana, tutte queste feste che sono state praticamente eliminate. Sì. Allora, parto da San Michele, che è il patrono, quindi doveroso partire dall'alto. Io credo che sia necessario continuare a ricordare questa giornata, però a farlo in maniera diversa rispetto a quello che ho visto fare negli ultimi anni, perché se parliamo di tradizioni locali, trovo bello, ma tutto sommato inutile vedere qui l'artigianato trentino. Adesso non me ne vogliono i trentini, piuttosto che siciliano. Allora trovo più utile riuscire a portare in piazza, anche con i gazebo, anche con i banchetti, quelle che potrebbero essere le attività del territorio, magari legate anche a quello che era il passato, quindi riprendendo un po' anche quello che diceva lui prima. Senz'altro, se io coinvolgo il fornaio di quartiere che c'è qui a Mestre a dirgli vieni, montiamo il banchetto in piazza e fai vedere ai bambini come si fa il pane, allora quello, se dobbiamo dare un'idea di comunità, è un progetto interessante rispetto alla bancarella che vende le cuffie di lana e i guanti di pelle, che per carità servono a tutti, però abbiamo anche tanti negozi qui a Mestre dove poter andarli ad acquistare. Non ci bastano i nostri negozi per riempire Piazza Ferretto, andremo a chiedere in prestito alla vicina Venezia insulare, potrà mandarci qualche artigiano del vetro. Insomma, comunque non neghiamo che siamo legati a Venezia e alle isole della laguna, perché sennò diremmo una sciocchezza. Molti mestrini lavorano lì, molti veneziani lavorano qui, quindi siamo comunque legati. Parliamo di Mestre, serviamoci dei mezzi che abbiamo, dei mezzi che ha questo comune, e cerchiamo di portare avanti queste tradizioni. Se poi vogliamo fare delle rievocazioni storiche per piccoli e non solo per i piccoli, perché io credo che certe cose piacciono anche ai più grandini, anche per ricordare per esempio la sortita che citava lei prima, credo che sarebbe bello e sarebbe utile. E non faccio un parcheggio, il famoso parcheggio del Forte Marghera, è un punto dolente
della difesa di Mestre che viene, insomma, fa parte del destino. La famosa landa dove Mestre si difende praticamente, e questi valorosi eroi patrioti che combattono e muoiono tutti praticamente, adesso diventerà un parcheggio. Cioè, perché è la zona dove fa Monteforte Marghera, dove è prevista questa nuova cosa. Vabbè, però è la storia, in qualche modo forse, commento forse eccessivo, insomma. Vabbè, detto questo, ecco, diciamo che in ogni caso le tradizioni hanno ragione d'essere quando continuano in qualche modo a essere ricordo, ma anche innestano qualcosa, un seme, cioè non devono essere un esercizio fine a se stesso, se no perdono anche ragione d'essere. L'idea di aver tolto San Michele è stata veramente una cosa sciocca, secondo me, sembrato un disprezzo nei confronti anche dei cittadini mestrini, a prescindere che uno possa o non possa. Però, da sempre, da quando ero bambino, sento San Michele, le fiere di San Michele, non so, a casa mia si fanno le masalette, quindi mi ricordo, abbino sempre ormai questa cosa a certi, cioè ognuno di noi penso abbia delle ricorrenze che lega a certe tradizioni, adesso a prescindere poi che, però fa parte, toglierle e poi togliere l'identità, cioè è sempre là il discorso, l'identità è importante e Mestre ha diritto ad avere una sua identità, punto, non è negoziabile questo discorso, cioè, ecco, per cui ecco, qua mi fermo. Parco San Giuliano, cambiamo argomento. Il parco è esteso per 74 ettari e è uno dei più grandi d'Europa. È fra gli interventi di riconversione urbana e di bonifica ambientale più significativi in Italia per complessità e articolazione e costituisce una zona ricca di biodiversità e di nidificazione per molte specie di uccelli. Negli ultimi anni la vocazione esclusivamente verde si è incrociata con manifestazioni musicali sempre più invasive e ora con progetti di cementificazione volti a mutarne parzialmente e stabilmente la destinazione. Che cosa ne pensa in proposito? Il parco va mantenuto esclusivamente come tale o può coesistere con altre destinazioni? Allora, il parco va mantenuto così come tale, può coesistere con altre manifestazioni, bisogna vedere la natura delle manifestazioni, ovvero penso che se facciamo un'esposizione cinofila, io ho un cane, quindi penso a quello, portando delle esibizioni di animali, non vada a rovinare quella che è, a snaturare quella che è la natura del parco. Certamente se pensiamo di fare un concerto nel quale sono previste centinaia di migliaia di persone, forse la natura del parco non è proprio quella. Io nutro i miei dubbi sul fatto che della plastica messa per terra possa riparare l'erba dalla rovina o comunque che faccia bene al parco e anche agli animaletti, uccelli, anatre, papere che vivono lì, dover sottostare a questa cosa. Non abbiamo altri spazi per farlo? Non lo so, probabilmente, però bisognerebbe pensare a una cosa diversa. Quindi certo il parco c'è, va sfruttato e secondo me va sfruttato anche di più, e mi riallaccio a quello che dicevo prima, comunque la bocca di Mestre sull'acqua ha una vista straordinaria e senz'altro può essere migliorato anche per quanto riguarda le strutture, perché comunque ricordiamoci che è un parco molto povero per quanto mi riguarda, al di là dei vialetti, del sistema interno di circolazione, a livello di proposte è molto povero e penso soprattutto ai più piccoli. Quindi può essere senz'altro migliorato, sfruttato meglio ma diversamente. Evitiamo comunque le tribune fisse per 80.000 persone. Assolutamente sì. Ok. Lei cosa ne pensa? Diciamo che sembra che siamo d'accordo. Uno di due forse ha sbagliato, perché siamo d'accordo su troppe cose. No, allora no, vi dico questo, se mi dice, allora, è concettualmente sbagliato. E qua dimostra ancora una volta l'amministrazione che tipo di ragionamenti fa. Il parco di San Giuliano è già un miracolo, un'area avvelenata, ma avvelenata come poche penso in Italia, forse Terra dei Fuochi è la stessa
in qualche modo fa fatica, perché vedi che gli alberi poi tanto grandi non diventano, perché incontrano gli strati ordinati e quant'altro, viene fatto quello che viene fatto, insomma, ed è un recupero che è veramente eccezionale, un bel progetto fatto da un americano, anche se con cognome italiano, che ha una sua logica. Il primo oggetto di stravolgimento è questa idea del concerto o dei concertoni. Insomma, ci sono tante aree a Marghera, non si capisce, tanto sono tutte abbandonate, eccetera, tra l'altro molto vicine ai rave tipici dei giovani, che sembra una location perfetta, no, viene preso in realtà dove hai uccelli, hai pesci, hai questo, quell'altro, st'altro, e a un certo punto ti vai a fare con decibeli che spaccherebbero i timpani anche non so come, cioè, quindi è un non senso. Poi vengono collocati degli impianti sportivi che a me ricordano tanto certe immagini sovietiche da Vladivostok, in cui ci sono questi 7-8 campi da basket nel nulla, senza nulla togliere che è un bel sport meraviglioso, eccetera, ma non è forse la location giusta, mettiamo anche due, ma questa è già stato. Poi terzo colpo ferale, no? La famosa passeggiata che Di Mambro prevedeva, che Zorzetto aveva previsto, che tutti avevano previsto, questo boulevard che doveva collegare la dogana con il Cavalcavia, se non ricordo male, che viene praticamente alterata perché viene fatta una chicane, vengono mantenuti i capannoni industriali e quant'altro, che erano tutti tra l'altro abusivi, ben conscio che c'è un problema occupazionale di lavoro, non vorrei sembrare qui lei si fa presto a parlare, tutt'altro, cioè, dico che una cosa così delicata andava affrontata, no, viene fatta una sorta di deviazione interna, c'è il plastichetto con tutti una serie di alberi, eccetera, ma viene meno la funzione che aveva pensato il progettista, tra l'altro stravolgendo quello che era anche l'opera dell'architetto, che comunque è come un pittore che ha dato un'idea, ecco, no? E invece è successo tutto questo, pare che succederà perché poi mi pare che sia già avanti, tra l'altro poi con l'episodio con tutta la parte del cantiere sotto la Procura della Repubblica sequestrata perché hanno tirato su i terreni inquinati, adesso ci sono 12-14 container sigillati, quindi anche questo vabbè, abbastanza non è certo colpa della giunta di qualcuno, però sarà colpa perché insomma alla fine no, ci sarà c'è un cartello di cantiere, c'è un direttore lavori, c'è tutto un organigramma che in qualche modo probabilmente insomma, dovrà in qualche modo dare spiegazioni in merito, ecco, per cui assolutamente no, cioè, no. Il parco va conservato così come deve pardon che io mi perché dovrei stare più scusate. L'altro Parco Bissuola, adesso l'hanno anche sistemato, c'è teatro ristrutturato, ma resta comunque un luogo di degrado. Quali interventi si possono attuare ancora per garantire la tranquillità e la sicura fruibilità di questo posto, di questo parco? Allora, parco albanese, Parco della Bissuola, chiamiamolo come si voglia, è senz'altro un altro dei polmoni verdi di questa città e va rivisto totalmente, soprattutto sotto il piano della sicurezza. Ho visto le casuali inaugurazioni delle ultime settimane del teatro al parco e della nuova pista da pattinaggio, attese da tempo, sono arrivate nell'ultimo mese, bene. Però i problemi sono altri. Era stato detto che togliendo quelli che erano i cubi, no? C'erano questi cubi, si sarebbe rimosso il problema della criminalità e del degrado, così non è stato. Allora, Parco della Bissuola, così come tante altre zone di questa città, non voglio dire tutte, ma tante altre, ha bisogno di presidi costanti. Allora, io ho sentito qui qualcuno che è stato intervistato ieri che ha dato un numero, io non ero a conoscenza, diceva che ci sono a disposizione 800 vigili urbani. Allora, 800 vigili urbani per dei turni da 8 ore vuol dire che solo in terraferma, li divido poi anche per le municipalità, solo in terraferma dovrebbero essercene circa una quarantina in giro per ogni turno lavorativo, facendo due conti. Dove sono? Dove sono? Sono in Piazza Ferretto, io non sto attaccando i vigili urbani, sia ben chiaro, però dico abbiamo uno strumento, diamo modo a questo strumento di essere utile. Allora,
Anche il presidio dei vigili urbani all'interno del parco della Bissuola può essere utile insieme alle altre forze dell'ordine, senz'altro che si danno da fare, io non voglio mettere in dubbio questo, però a scardinare quelle situazioni di illegalità che sono conosciute, perché io non posso pensare che conoscere il problema equivalga in un qualche modo a risolverlo, quella non è la soluzione. Allora io devo pensare che le mamme, i papà, i nonni possano portare i bambini tranquilli al parco, devo pensare che le mamme e i papà si fidino di mandare il proprio figlio adolescente al parco, che non abbiano paura né che faccia brutti incontri né che si butti quella che si dice sulla cattiva strada, conoscendo delle persone che lì non dovrebbero stare. Allora, un'illuminazione intanto che va migliorata per quanto mi riguarda, soprattutto nelle ore notturne, e un maggior controllo del territorio che deve essere costante 24 ore su 24. Dopodiché vogliamo implementare, vogliamo mettere le telecamere in più, mettiamole. Io credo che chi va a fare Nordic walking o chi va a correre al parco non abbia problemi di essere ripreso da una telecamera perché passa. Allora ci sono degli strumenti che possono essere utilizzati per il Parco Bissuola e per tante altre zone della città. Li abbiamo, perché gli strumenti li abbiamo, cerchiamo di utilizzarli nel modo corretto e più utile possibile. Grazie. Il Parco Bissuola, infatti, vede, proprio capita la ragione, perché nell'ottica della vocazione, il Parco Bissuola invece è un parco dove l'impianto sportivo ci sta perfettamente. È un po' datato perché è degli anni 70-80 come periodo, però ha una sua logica e è perfettamente coerente alla sua logica di quel tipo. Diciamo che sotto il profilo dell'ordine pubblico, ha già detto tutto lei, quindi a questo punto quella ripetizione. Per quanto riguarda invece l'aspetto gestionale, lì bisogna stare un po' attenti. Per esempio, uno degli assi principali che ci sono non presenta dei pioppi, sono ormai a fine vita, sono già molto sviluppati e tra un po', perché il pioppo non è un albero di lunga durata, ha un suo ciclo di vita che è in genere su 30 anni, prima o poi dovranno fare degli interventi, che vuol dire il taglio sostanzialmente. Ma se tu non prevedi di sostituirli in tempo, succederà che quello che succede spesso, cioè prima viene azzerato praticamente il viale, perché per motivi di sicurezza o perché si ammalano, perché collassano, e si trova il vuoto. Cioè, quella realtà là, no, in qualche modo deve essere. Sotto il profilo botanico ci sono qua e là dei punti che andrebbero magari potenziati, cioè il parco, oltre a tenere gli impianti sportivi, a permettere diciamo, il rilassamento, ha un aspetto pedagogico che è fondamentale, quasi importante quanto il parco stesso. Quindi è questo quello che alla fine andrebbe un po' potenziato. Rimane il discorso che non puoi pensare di mandare un ragazzino e avere gli spacciatori, io li ho visti anch'io domenica, vuole essere grandi, come dire, non è che serve essere Sherlock Holmes, cioè, li vedi, sono là, hanno delle caratteristiche ben precise, senza nessun tipo di problema, e questo non è ammissibile, non lo puoi pensare, neanche pensare. Quindi uno o mette il presidio o mette, mi pare che il nostro sindaco avesse pensato, vado un po' a memoria, non vorrei dire una stupida, su un discorso di recinzione, che sarebbe anche costoso, perché immaginare di recingere tutto l'intero parco potrebbe costare anche non poco, però uno deve fare un ragionamento anche là, se vale la pena. Il discorso delle camere, sì, io per esempio il parco, quello che feci ancora una decina di anni fa in Viale San Marco con le mani, e l'ho fatto io, e già allora avevamo pensato al discorso delle telecamere per quanto riguarda il riconoscimento video in caso di pedofili, cioè c'era tutto un ragionamento fatto, non funzionò mai perché non era allora, perché c'erano dei problemi tecnici con la centrale, insomma, però l'investimento fu fatto, non è così impossibile, anzi direi che è proprio un discorso di volontà, assolutamente. Facciamo a lui stavolta l'ultima domanda per primo, che così poi sarà lei da essere d'accordo. Il sociale. Lei pensa che a Mestre, Marghera e in genere in tutta la terraferma il settore dell'aiuto sociale e dell'assistenza sia stato realizzato in modo positivo da questa amministrazione, oppure che bisognerebbe intervenire in qualche altra maniera?
Diciamo che a giudicare delle affermazioni da quello che è stato, insomma, da quello che si è letto ai giornali e quant'altro, direi proprio di no. Cioè questa amministrazione ha azzerato i sociali. Bettini, il dottor Bettini, che in qualche modo è stato un po' il capostipite, che ha studiato meravigliosamente il problema, eccetera, ma in più di un'occasione ha denunciato la carenza di quello che era l'aspetto preventivo, che nel caso di Mestre, Mestre, Marghera e dintorni, anche Venezia, insomma, è fondamentale. Quindi direi che oggi come oggi, nell'ottica dell'attuale amministrazione, dove ogni spesa che non sia è considerata non buona, perché magari sociale è di quelle spese non necessarie, è stata in qualche modo limitata, azzerata, tolta, eccetera, eccetera. Dopo magari i danni si pagano, perché dobbiamo sempre ricordarci che un tossicodipendente magari non costa al comune come assistente sociale, ma poi ti costa come tutto il resto che ci va contorno, no? Cioè è una partita di giro alla fin fine, quindi è un po' questo il problema. Sì, allora per quanto mi riguarda credo appunto che le risposte non siano state date dall'attuale amministrazione, anzi che siano state tolte. Al sociale bisogna dare attenzione sotto ogni forma, sia quella preventiva che poi quella comunque di aiuto, quella assistenziale. Allora io brevemente ribadisco quello che ho detto prima, cioè l'unica maniera secondo me per poter avere migliori fondi da poter investire anche nel sociale è quello di un'autonomia che Mestre, Venezia, che il comune di Venezia può avere risorse finanziarie differenti da investire anche nel sociale. Io direi che le risorse andrebbero uniformate e spalmate in tutte quelle che sono le categorie che ne necessitano. È chiaro che se io devo asfaltare per terra non posso andare a togliere soldi al sociale. Adesso faccio un esempio sciocco perché le voci di bilancio sono differenti, tutto quello che vogliamo, però il concetto è questo: sociale sia in prevenzione che poi in fase di aiuto. Non credo, sentendo anche qualche operatore, che quanto fatto fino adesso sia sufficiente. Perfetto. Allora, siamo arrivati alla fine di questa serata, anche stasera come tutte le precedenti molto interessante ma molto pacata, sembra quasi che siate della stessa coalizione. Invece no. Allora, adesso avete 2 minuti ciascuno, no? Vi rivolgete direttamente alla telecamera e ci dite perché dovremmo votare per voi. Facciamo cominciare come sempre. Allora, io non faccio l'appello al voto come viene chiamato, io chiedo ai cittadini semplicemente di informarsi, anzitutto di andare a votare il 20 e 21 settembre, questo diciamolo che è la cosa più importante. Un pochino prima di andare a votare informatevi su quali sono i programmi dei candidati sindaco che si sono proposti per questa competizione elettorale. Valutate quello che secondo voi è meno promessa e più dato di fatto, quello che può essere più utile a dare delle risposte alla vostra città, e in questo caso parliamo oggi soprattutto di Mestre. Io francamente ho scelto di sostenere un programma che ritengo ambizioso ma concreto, quindi credo che il voto e il sostegno a Stefano Zecchi, poi alla sottoscritta per chi vuole, possa essere un voto ben speso. Grazie. Vorrei quasi dire, non è che ho molto altro da dire, perché veramente, anzi è stata... Don Santino! Ecco, no, allora, diciamo questo, che sostanzialmente, ecco, direi che posso dire, insomma, con un po' di, senza falsa modestia, che
il fenomeno Terra e Acqua è stato un fenomeno decisamente innovativo, insomma, un gruppo di cittadini veramente delle più varie estrazioni che mette su un gruppo. Il leader Marco Gasprinetti in qualche modo coalizza queste realtà e riesce a tirare fuori un programma di 64 pagine. Anch'io invito gli elettori, se vogliono estrapolare una parte, leggere solo tutto, non so se hanno voglia e tempo, ma insomma diciamo a ogni problema viene data una soluzione, si dà un'indicazione e in qualche modo non si rimane tutt'altro che sul vago. Anche nel mio campo addirittura si arriva a prevedere già i primi 100 giorni, cioè che è una cosa abbastanza rara, ma in qualche modo si danno indicazioni di merito proprio operative. Però, come ha detto la collega alla fine, andate a votare, che è la cosa più importante. Diciamo che se non altro, pensate sempre se state meglio oggi o 5 anni or sono. Io poi qua chiudo. Marco Gasprinetti chiaramente è il nostro leader, io sono Doz per Paolo, ma va bene così. Perfetto. Allora, ringraziamo Patrizia Peretti Grazie e Pierpaolo Doz. Ringraziamo i gentilissimi fratelli Alessandro e Massimo Trevisan che ci offrono sempre questo bellissimo salotto e a tutti coloro che rendono possibili questi incontri serali. Vi ricordo che domani, giovedì 17 alle 20:45, ci sarà Monica Coin della lista Tutta la città insieme, che sostiene Andrea Martini, sindaco, e Massimiliano Martin della lista civica Luigi Brugnaro. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito anche stasera e a domani. Buonasera a tutti.